Signore e signori, Val d'Orcia, ancora una volta in Val d'Orcia, terra meravigliosa, bellissima, straordinaria. Sottolineato da campi coltivati che già spenacchiano il verde e da filari di cipressi, lamiata che sbuffa come se ancora pensasse di essere un vulcano antico che non sbuffa più, ma che sorveglia la Maremma e la Val d'Orcia. Meravigliosa Val d'Orcia, ancora, siamo quasi arrivati a Montalcino e questo è il panorama che ci si para davanti, bellissimo. 'Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, tanti nuovi video ti aspettano! 1554 è una data importante nella storia perché con la battaglia di Scannagallo si dichiara finita la secolare guerra fra Siena e Firenze. Firenze vince la battaglia annullando, annientandosi qualsiasi speranza per la Repubblica di Siena di prendersi il possesso della Toscana. È l'ultima battaglia e Firenze da quel momento diventa padrona con i Medici di tutta la Toscana, ma con un'eccezione perché la Repubblica di Siena non è finita. Una parte del governo di Siena fugge, scappa dalla città di Siena e si rifugia qua, nella fortezza di Montalcino. Nel 1555 viene dichiarata la Repubblica di Siena riparata in Montalcino. Una repubblica che cercherà di resistere agli attacchi fiorentini fino al 1559, coltivando la speranza di poter riconquistare la Toscana e riconquistare la città di Siena, adesso in mano ai fiorentini. Una speranza che però si risulterà vana. L'ultimo barlume di speranza di rinascita della Repubblica di Siena si spegne con la fine del conflitto fra la Francia e Spagna, che segna l'assegnazione della Toscana ai Medici e a Firenze. E quindi anche la fortezza di Montalcino è costretta ad arrendersi nel 1559 al Mediceo ladron che entra anche dentro Montalcino. Alla fine di ottobre di ogni anno a Montalcino si svolge la Sagra del Tordo, rievocazione storica, una sfilata di maschere in costume in abiti medievali che vi sfida al palio fra le varie contrade con il tiro con l'arco e tanti stand gastronomici che non so se ultimamente affollano ancora lo spazio all'interno della fortezza come facevano negli anni 90 oppure sono stati trasferiti in altra sede. Montalcino non è famosa soltanto per le fasi storiche, per la fortezza, è famosa anche per qualcos'altro. Sì. Per cosa? È famosa per il suo vino, il Brunello di Montalcino. Esatto. Come ci ricorda la nostra Lady, Montalcino è famosa per Brunello. Brunello che viene prodotto in varie tipologie qui nei vigneti intorno alla città di vari pregi, ma sicuramente la maggior parte abbastanza costosi. Oltre al Brunello di Montalcino viene prodotto anche un altro vino molto buono che è il Rosso di Montalcino, un prezzo sicuramente più abbordabile per quanto riguarda appunto il lato economico. Proseguiamo adesso la nostra visita dalla fortezza di Montalcino. Andiamo a visitare il borgo. Vi ricordiamo che il camminamento della fortezza è visitabile e potete trovare sul nostro sito, già in un altro video che abbiamo già fatto,
tutto quello che è il percorso. Esatto, questo qui che vedete appunto è il camminamento di Ronda che gira la fortezza e dal quale si gode una vista, e lo vedete nel video che trovate, che vi mettiamo anche qui sopra, una vista veramente molto bella sulla città di Montalcino e sui panorami della Val d'Orcia. Siamo a metà febbraio, ma la presenza turistica a Montalcino, pur non essendo rilevante, è comunque sensibile, presente, quindi se volete visitarla senza tanta gente, forse è il caso di venire un po' fuori stagione, perché poi da aprile in poi si ricomincia con la bagarre e Montalcino sarà presa d'assalto come tanti altri borghi della Toscana. Prime tracce di insediamenti abitativi sulla collina che ospita Montalcino sono ovviamente etruschi, per poi passare sotto il dominio romano, successivamente più che altro sulla collina che ospita l'abbazia di Sant'Antimo, dove si sono trovati i resti di una villa romana. La prima citazione di Montalcino risale all'814, quando viene concesso il territorio appunto all'abbazia di Sant'Antimo. La costruzione comunque dei primi nuclei abitati risale al circa l'850, quando agli abitanti della vicina Roselle, sotto costante minaccia delle incursioni saracene, fu concessa appunto dall'abbazia di Sant'Antimo, proprietaria della zona, la possibilità di costruire le case sulla collina appunto di Montalcino. Nel 1100 comunque Montalcino contava già 4.000 abitanti ed era già una realtà completamente affermata, comune autonomo a partire dal 1100. Nel 1100 Montalcino contava già 4.000 abitanti ed aveva già provveduto a costruire la sua prima cinta muraria dotata di 5 porte e 13 torri. Nel 1100 diventa praticamente anche comune autonomo. In quel momento inizia una contesa che vedrà passare Montalcino prima a Firenze, poi a Siena, poi a Firenze, per poi ritornare ad essere comune autonomo. Di proprietà fiorentina, prima di diventare comune autonomo nel 1269, vedrà poi Montalcino diventare cittadini senesi a partire dal XIV secolo. È la statua dedicata a Cosimo I de' Medici, in memoria appunto del dominio mediceo sulla città di Montalcino. Terrazzina panoramica, sicuramente affollata durante i periodi turistici, perché guardate la vista che si gode da questa terrazzina. Bandiere delle contrade di Montalcino. Vedi che lucertolina al sole. Panorami bellissimi sulla Val d'Orcia, che poi qua si stempera nella vicina Maremma, Cignala, no! Panorami bellissimi che sono ancora un po' sotto la foschia che fino a qualche ora fa li copriva interamente. Panorami, come dicevamo, e la Val d'Orcia che poi sfuma nella vicina Maremma verso l'abbazia di Sant'Antimo, dove quasi sicuramente andremo più tardi, verso il mare. Bene, giro dalla parte esterna di Montalcino e rientriamo poi all'interno della città.
discesona molto ripida che ci riporta nel centro di Montalcino e che ci dà un ulteriore punto di vista, i panorami della Val d'Orcia. Bene, e con questo ultimo sontuoso scorcio della rocca di Montalcino terminiamo la nostra visita appunto a Montalcino. Scusate l'affanno, ma siamo saliti una salitina ripida. Proseguiamo il nostro viaggio, quasi sicuramente andando a conoscere quelli che erano i primi proprietari, padroni dell'area che oggi ospita Montalcino. Ok, lasciamo Montalcino, il cielo azzurro che incorona il castello, con l'ultima zoomata sullo stemma senese e andiamo, ripartiamo. Ed ecco Lady già ammaliata dalla bellissima abbazia di Sant'Antimo. È stata la prima proprietaria dei terreni sui quali poi è stata edificata il primo borgo di Montalcino. Sì, perché una volta preti e abbazie erano un pochino più abbienti, molto, parecchio, potenti abbienti. Guardate come con un semplice cambio di prospettiva cambi anche la bellezza dell'abbazia di Sant'Antimo. L'abbazia, come dicevamo durante la spiegazione della Montalcino, risale all'814, la prima annunciazione della fondazione dell'abbazia risale al 1814, mentre la prima ristrutturazione del 1118, grazie all'aiuto di uno rappresentante della famiglia degli Aldobrandeschi, che all'epoca in zona era la famiglia più potente. Oggi poi pace e silenzio e tranquillità restituiscono all'abbazia la sua vera atmosfera. Davanti all'abbazia di Sant'Antimo ci facciamo un bel caffè. Dice, ma perché c'è un bar davanti all'abbazia di Sant'Antimo? No, non c'è un bar, ma ovviamente il nostro doblò è fornito di tutti i comforts e quindi comforts, caffettino, ale! Supervisionati dalla Miata, altra visione panoramica del contesto che circonda l'abbazia di Sant'Antimo. Adesso stiamo procedendo inoltrandoci sui territori appunto della Miata. Intorno a noi comunque borghi e castelli continuano a dare bella mostra di sé.
cospetto di un sole che continua a scaldarci, 17 gradi, oggi siamo al 19 febbraio, 20 febbraio, giornata praticamente primaverile, siamo in un altro dei borghi caratteristici, famosi, celebri della Toscana. I più avranno già riconosciuto la celebre vasca, per chi non la conosce diciamo che siamo a Bagno Vignoni. Ok, mentre nell'aria si diffonde non l'odore della vasca termale ma di un bel piatto di pesce al sugo. L'impianto primigenio della Torre dei Mulini, qui c'era una serie di mulini dove svettava una torre difensiva, il tutto dovrebbe essere crollato intorno ai primi dell'Ottocento per ragioni sconosciute. Qui si sono trovate tracce anche dopo il crollo cioè dopo il recupero della zona che ormai era stata coperta dai detriti. Il recupero della zona sono scoperte anche tracce di un parco termale risalente al 700, quindi XVIII secolo. Questa è l'acqua termale che scorre, uscita dalla piscina che abbiamo visto prima, in centro a Bagno Vignoni, che poi arriva qua e si butta di sotto. Nella parte sottostante qua le vecchie vasche, le antiche vasche. Qui siamo osservati dalla Rocca di Tentennano che abbiamo già visitato, trovate il video dedicato alla Val d'Orcia, al Castiglion d'Orcia con la Rocca Dobrandesca e la Rocca di Tentennano. Noi scendiamo sulla via delle acque dei mulini. Vedete formazioni calcaree che denotano il passaggio in epoche antiche di parecchia acqua. Allora, ripensandoci, probabilmente non è che l'irrorazione odierna sia inferiore, ma molto probabilmente l'acqua viene captata dagli stabilimenti termali, dalla vasca centrale, e quindi ne arriva molta meno. La vista sul Parco dei Mulini, sempre più bella la vista che abbiamo sul parco stesso. L'acqua qua è sicuramente quella che arriva dagli stabilimenti termali, però la temperatura ormai non è più quella calda tipica delle terme. Probabilmente qui si può fare il bagno, credo, non lo so, d'estate quando le temperature lo permettono, perché non è come a Saturnia dove invece l'acqua arriva un pochino più calda. Sicuramente comunque il panorama è notevole. Adesso due punti di vista diversi, abbiamo quello con il teleobiettivo adesso invece abbiamo un bel grandangolo 10 mm che ci consente una vista panoramica decisamente più ampia. Lady in ammirazione delle terme, anche se sta rimuginando sul fatto che l'acqua non sia calda e che quindi, anche se abbiamo al seguito costumi e accappatoi, purtroppo il bagno non si può fare. Questa giornata si avvia alla fine, si avvia verso la fine, dal Parco dei Mulini di Bagno Vignoni, che al ponteggiare vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo viaggio. Questo bello scorcio del Parco dei Mulini, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo appunto viaggio. Ciao! E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.